di venire qui. Intanto sapete che c'è stata una trattativa, soprattutto per quanto concerne la continuità territoriale aerea, e l'accordo, non so se l'avete letto tutti, però è in questi termini. C'è una continuità territoriale per 8 mesi, circa 7-8 mesi, adesso non ricordo bene, e poi l'altro periodo ha delle cifre per viaggiare che sono quelle pazzesche, 150, sarà sui 150 euro adesso grosso modo. Ci sembra una cosa per la Sardegna che non vada assolutamente bene e continua a essere penalizzata per quanto riguarda i trasporti. I sardi, la Sardegna e anche gli emigrati sardi che sono fuori non ci saranno più trattamenti particolari, e neanche gli volevamo i trattamenti particolari. Volevamo per la Sardegna una continuità territoriale per i cittadini europei, perché questo permetteva uno sviluppo turistico ed economico della Sardegna, sino a quando ci saranno queste barriere che purtroppo le stanno creando anche alcuni politici della nostra regione. Bisogna dire queste cose qua. Alcuni politici sono venuti fuori sui giornali che sono d'accordo e poggiano questo tipo di continuità territoriale degli amici e dei residenti e basta. E questo riteniamo che sia una penalizzazione. A fronte di questo accordo non ancora attuabile, abbiamo chiesto una proroga di 9 mesi della continuità territoriale che c'è in questo momento. Questa proroga da parte dell'Alitalia è stata respinta ed ci è sembrato il momento opportuno per muoverci, per dare un segnale di presenza, di sostegno a quelle forze che la pensano come noi. Per questo siamo qui. Ci sono dei momenti in cui bisogna muoversi, bisogna aspettare che siano gli altri a fare qualcosa, perché non la faranno gli altri qualcosa per noi. Ormai ci rendiamo conto, nel nostro paese purtroppo a stare seduti a lungo andare ci penalizza. Bisogna che ci muoviamo, e oggi questa è un'iniziativa, magari ce ne saranno anche altre se non avremo risultati, ma questo è a sostegno soprattutto di una continuità territoriale diversa, che sia una vera continuità come la definisce la legge europea, non per alcuni cittadini ma per il popolo europeo. Io vi leggo anche, lo leggo se qualcuno non lo avrà letto, però mi sembra giusto. La nostra proposta è chiara e ferma. Dopo l'intervento dell'Unione Europea del 2007, che ha posto fine alla fruizione da parte degli emigrati delle tariffe previste per la continuità, e questa era una sentenza già della Comunità Europea che respingeva la continuità territoriale solo per alcuni cittadini, e adesso la stanno riproponendo. Occorre realizzare una completa continuità territoriale estesa a tutti, che soddisfi il principio europeo del recupero dello svantaggio dell'insularità. Lo svantaggio non è solo dei residenti, ma anche di tutti coloro che viaggiano tra l'isola e il continente per ragioni di lavoro, di affetti familiari, di turismi, di salute. Una continuità che dia certezza di tariffe e di servizio al trasporto da e per la Sardegna, indispensabile per rendere l'isola raggiungibile al pari di qualsiasi altra regione d'Italia. La regione Sardegna con molta difficoltà è arrivata finalmente a chiedere la continuità per tutti. Non deve tornare indietro, pena conseguenza sul piano economico, in particolare sul turismo. Chiediamo che il governo, dopo la scadenza del 26 ottobre, nelle more dei nuovi bandi di gara, fino al giorno della nuova convenzione, si impegna ad assicurare una proroga dell'attuale regime. La Regione, l'ENAC e le compagnie aeree devono lavorare ad un accordo garantito dal governo urgentemente, prima che sia troppo tardi. Diciamo questo troppo tardi perché se fanno un accordo che è siglato dalla Regione è difficile poi tornare indietro, fa tornare indietro tutti, cioè una parte, quasi tutti, quelli che firmano l'accordo, Regione, Governo, se firmano questo accordo e compagnie aeree sarà difficile tornare indietro. Inoltre sul fronte dei trasporti marittimi occorre lavorare per il nuovo regime di continuità, senza monopolio, cartelli o posizioni dominanti.
per un nuovo regime di continuità territoriale che porti a tariffe eque e sostenibili per tutti gli utenti, siano essi residenti, emigrati e turisti. La Fasi ha raccolto nel 2007 nel territorio dove opera un appello di 30.000 firme da amministratori locali, emigrati sardi e cittadini. Primo firmatario fu Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica. Un anno fa la Fasi, con grande manifestazione, ha portato la protesta contro il caro tariffe. A Roma, in piazza della Commissione Trasporti del Parlamento. Oggi torniamo a chiedere la solidarietà dei cittadini, in particolare di quelli che amano la Sardegna e le sue bellezze naturali, che la visitano spesso e che la vogliono scoprire, perché la grave questione dei trasporti sia affrontata e definitivamente risolta. E qui con noi, io intanto ringrazio voi tutti che avete questa sensibilità per la quale viviamo nei circoli, per la quale i circoli esistono. Sono momenti, noi prendiamo soldi della regione, non li prendiamo per fare come qualcuno pensa maialetti e gnocchetti. Noi siamo qui, gente che si muove, che ha questa sensibilità per rispondere alle esigenze anche della Sardegna. E qui tra noi il presidente emerito della Fasi, che ha fatto delle battaglie non da oggi, da decenni, e penso che qualche parola lui sia più titolato anche di me per poter dire che significato ha questa proposta. Ma io credo che a quello che hai detto tu ci sia poco da dire. Silenzio, Questa è una silenzio. scelta politica bella fatta da parte dell'amministrazione regionale con la benedizione dell'ANCO. Con la benedizione? Dell'opposizione. Perciò hanno fatto tutto, hanno già combinato questa cosa per me è irreversibile. Noi siamo qui perché noi abbiamo una storia dietro il trasporto. Una storia che ha fatto crescere questo movimento da 30 anni a 2000 adesso. Abbiamo coinvolto tutte le compagnie marittime che hanno operato da 30 anni a questa parte, con il nostro contributo, con i nostri accordi. Abbiamo mandato milioni di persone. Pensino al valore non solo morale e sociale, ma turistico, cioè l'economia, interessi a quello che abbiamo fatto noi questi 30 anni. Certo, bisogna capire una cosa, che bisogna essere obiettivi. In Sardegna un po' la crisi, anzi soprattutto per la crisi, viaggia poca gente. C'è un mercato asfittico nei trasporti. Se non c'è gente, se non viaggia molta gente, non ci può essere progresso, non ci possono essere accordi oppure attenzioni anche a noi che ce lo meritiamo. Invece adesso ci mettono alla stessa tregua dei milanesi, dei coreani, dei croati, insomma di tutto quello che c'è dentro la comunità europea. Siamo uguali. Nonostante, ripeto, queste battaglie che stava dicendo lui, che abbiamo fatto, che stiamo facendo, sono stanco di dirle queste cose, ma se dall'altra parte non ci ascoltano, anzi ci ignorano, perché ci sentono, dicono che siamo inutili ormai, l'immigrazione vecchia, cosa vogliono? Si mettono a riposo, questo è quello che passa. Il comune della Sardegna, dei sardi, dei nostri confronti. Noi siamo orgogliosi comunque anche di essere qui e di metterci in contrapposizione al mondo, cioè a quel mondo che comanda, quel mondo che ha fatto e che sta facendo queste porcherie. Purtroppo, ripeto, siamo qui per subire con il nostro orgoglio, con la nostra dignità, alziamo la voce, non siamo d'accordo, almeno quella libertà ce la possiamo concedere. Questa è la democrazia. Certo. Questa è la democrazia. Ciao. Sarebbe la parola